Questo servizio do il buongiorno ai nostri ospiti, un buongiorno a Edi Morandini, consigliere regionale del gruppo Fedriga Presidente, un buongiorno, un ben ritrovato anche a Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, coordinatore per il territorio provinciale udinese. Allora, come sempre, sviluppiamo spontaneamente questo confronto politico partendo dai titoli della stampa locale, riprendiamo, ho in mano il Gazzettino, riprendiamo da qua, in particolare riprendiamo anche il tema della sanità, perché abbiamo letto poco fa questo titolo riguardo al Consiglio dei Ministri che oggi varerà il DDL di riforma delle professioni sanitarie. Si parla di uno scudo penale per difendere i medici dalle denunce non di rado immotivate, come sottolinea il giornalista, e non sarà più provvisorio, un DDL delega che fisserà un principio già in vigore ma in forma non stabile. La punibilità per morte o lesioni è limitata ai soli casi di colpa grave. Quindi l'obiettivo è fermare anche la fuga del personale dagli ospedali pubblici e anche poi tutti questi casi di denunce, questa medicina difensiva. Sono vari aspetti, ora non vi faccio entrare nei dettagli, poi magari ne parleremo che nei prossimi giorni quello che sarà l'approvazione finale del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo però, come detto, è sempre anche prioritario, quello di fermare anche la fuga del personale, in particolare ne abbiamo parlato, si guarda anche al territorio regionale, a questa problematica. Da dove ripartiamo? Ripartiamo da qua, un veloce commento sulla sanità. Io vedo con particolare favore questa norma perché comunque dà appunto la possibilità anche, diciamo così, ai professionisti della salute di lavorare più tranquilli, di evitare molte volte troppe preoccupazioni perché sono all'ordine del giorno le denunce, sono all'ordine del giorno le aggressioni e quindi secondo me una tutela va data chiaramente nei limiti che poi non ci siano dolo o perché poi io continuo e do sempre, diciamo così, come per scontata la buona fede di chi lavora, la buona fede dei medici e dei professionisti e quindi penso che sia giusto questo tipo di tutela. Fra l'altro nella scorsa legislatura, adesso non vorrei sbagliarmi, cioè, sono sicuro che è stato fatto, adesso non mi ricordo le tempistiche, proprio all'epoca con il nostro gruppo abbiamo fatto una mozione appunto per cercare di sensibilizzare la giunta regionale nei confronti del governo per appunto prendere delle decisioni o fare delle norme che vadano a dare più tranquillità di lavoro ai professionisti della salute perché sappiamo che lavorano appunto come vediamo come all'ordine del giorno della cronaca sotto pressione sia di minacce di aggressioni, ma anche molte volte come si dice, di cause che vengono fatte tante volte magari da qualcuno che dice provo perché voglio prendere un soldino, voglio fare qualcosa. Ma ci sono anche casi in cui magari il cittadino pretende chiarezza, esatto, quindi comunque è un diritto. Ma diritti, non penso che si vada a ledere i diritti, però penso che dare un ulteriore strumento ai professionisti della salute per lavorare più in serenità penso sia positivo e speriamo che sia un ulteriore diciamo così, step per cercare di fare in modo che queste professioni tornino a diventare attrattive. Cosa ne pensa lei, Sergo? Ma il tema è delicato, nel senso che è ovvio che si va a tutelare i professionisti, è giustissimo prevenire quelli che poi sono magari alcune reazioni che ci sono in ospedale, sono avvenute anche qui da noi negli ultimi tempi dove ci sono poi delle aggressioni, no? Dei pazienti verso i medici. Qui però siamo in un altro livello, cioè qui stiamo parlando di quelli che possono essere gli errori della cosiddetta malasanità, no? Allora è giustissimo quello che si diceva, io sono convinto che ovviamente un medico debba lavorare nel miglior modo possibile, nella migliore e maggiore serenità possibile, un po' come dovrebbe avvenire per i magistrati. Però non mi pare che quando si parla di magistratura no, qualcuno invochi lo scudo penale per i magistrati, anzi ne vorrebbe un altro di scudo penale all'incontrario, cioè se il magistrato sbaglia deve essere cacciato, deve pagare, deve fare qualsiasi cosa. Non è molto diversa la questione, perché alla fine uno dovrebbe avere la stessa linea in tutte e due le visioni. Quindi se un magistrato può anche sbagliare,
un medico può anche sbagliare. Se noi accettiamo questo, allora è giusto ovviamente difendere i nostri professionisti. Poi, come si è detto, ci sono casi invece dove si è acclarato che qualcuno agisce, diciamo, per dolo o per malafede o perché proprio ha sbagliato completamente o ha preso una decisione completamente sbagliata. In quei casi allora stiamo parlando d'altro, stiamo parlando di gente che volutamente ha fatto quello che ha fatto. Io credo che se la Regione volesse intervenire su questa tematica potrebbe fare quello che fa con altri dipendenti regionali, ovvero nel caso in cui ci sia una causa e nel caso in cui poi alla fine il dipendente risulti innocente, perché poi si parla di denunce temerarie a volte, no? Fatte tanto per, uno rischia di perdere anche dei soldi oltre che del tempo e della serenità, perché un medico accusato di non aver fatto il suo lavoro poi evidentemente ha delle ripercussioni anche sociali, ma anche solo nel suo lavoro. Si potrebbe prevedere quello che è sì uno scudo, ma uno scudo economico, cioè ti pago quelle che sono le spese legali che hai affrontato. Ora, questo vale per i dipendenti regionali, non so se vale già per i nostri medici, approfondirò perché sinceramente è una cosa che queste ultime riflessioni non cosa avevamo ne pensi? mai fatto, però potrebbe essere un'idea, insomma. Penso che la situazione... L'importante è che poi ovviamente venga fuori che è innocente, cioè che Certo, non c'è stato nessun certo, errore. questo su questo. Penso che in questo momento la differenza e le tutele da questo punto di vista tra medici e magistrati in Italia siano ampiamente differenti, no? Perché i magistrati penso che legittimamente alcuni possono appunto fare degli errori, però non ho mai sentito che abbiano pagato io personalmente. Io continuo a dire che dando sempre per scontato quella che deve essere la buona fede e l'impegno di chi lavora, che io continuo a dare, adesso non so anch'io che tipo di tutela, so che comunque ci sono anche delle assicurazioni che poi devono fare questi medici, perché purtroppo è una moda anche diventata quella di fare causa, perché tutti sappiamo, tutti andiamo dal medico e diciamo già al medico come deve curarci, no? E se non lo fa in modo differente è colpa sua, non colpa nostra. Quindi questo secondo me è anche una questione culturale e questo tipo di tutela spero che serva anche per cominciare, perché chiaramente sono processi molto lenti, a cambiare e questa percezione culturale che loro sbagliano e noi dobbiamo in qualche modo essere risarciti perché sappiamo noi, perché ce l'ha detto il famoso cugino, e quindi io sono dell'idea che è una norma che va fatta, una tutela che devono avere per lavorare anche in serenità, perché poi non tutti reagiscono allo stesso modo e lavorare sapendo di avere magari una causa per qualcuno potrebbe diventare anche un qualcosa che lo fa lavorare male anche nei confronti degli altri pazienti, quindi insomma più si riesce a tutelare, chiaramente salvaguardando quelli che sono i diritti e quella che è la minimissima percentuale di persone che non lavorano in buona fede, ma lavorano per creare danni o per vantaggi personali. Insomma. Allora, abbiamo 2 minuti prima della pubblicità ancora a disposizione. A questo punto farei così, resterei sul tema sanitario per rivedere un servizio realizzato nel fine settimana in questi giorni, insomma, sul patto che è stato siglato tra la Regione e anche i pediatri proprio per la tutela della popolazione più giovane. Allora, rivediamo il servizio e poi andiamo direttamente in pubblicità e rientreremo con un commento anche su questo. La Regione ha sottoscritto un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali dei pediatri. In queste pagine, afferma l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, si stabilisce un patto di collaborazione fra professionisti e cittadini a tutela della popolazione più giovane. L'accordo, spiega Paolo Lubrano, segretario regionale della Federazione Medici Pediatri, recepisce alcune disposizioni già contenute negli accordi nazionali. Queste le novità sostanziali. Il riconoscimento di un'attività che già facevamo da sempre, che sono
i bilanci di salute nei bimbi più grandicelli, quindi dei 5 anni e degli adolescenti, che finora non erano stati riconosciuti e che ad adesso ci vengono riconosciuti come attività e quindi con remunerazione ad hoc. Altro aspetto è appunto anche qui la compilazione del libretto pediatrico, libretto che serve essenzialmente alla raccolta dei dati di salute, bilanci che poi comportano tutta una serie di attività, soprattutto di educazione sanitaria, quindi molto importante per la crescita dei bambini. Questo libretto, che finora era stato riconosciuto come compilazione fino ai 6 anni, è stato esteso fino a tutta l'età pediatrica. L'accordo fissa inoltre un tetto di 800 pazienti per i pediatri che richiedono collaboratori amministrativi. L'orario di ricevimento dovrà prolungarsi per almeno 2 giorni alla settimana fino alle ore 19. In alcuni casi il pediatra di riferimento potrà essere mantenuto fino al 18° anno di età. Lubrano in coda sottolinea un dato: non c'è, perlomeno in regione, un problema di vocazione alla pediatria, semmai il problema è un altro. Pediatri ce n'è, ci sono anche le scuole di specialità che ne stanno preparando probabilmente troppi, che il problema vero è la denatalità, e lo sappiamo tutti, certo. E il fatto che ci siano sedi, che sono soprattutto le più periferiche, che riducendo il numero di bambini riducono proprio la possibilità di avere il pediatra, ma non perché non ci siano i pediatri. Ben ritrovati, proseguiamo il confronto politico insieme ai nostri ospiti, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle ed Edi Morandini, consigliere regionale della lista Fedriga presidente. Allora, stavamo parlando di sanità, abbiamo visto prima di andare in pubblicità l'accordo fatto tra l'amministrazione regionale e la categoria dei pediatri per migliorare un po' la situazione, anche i servizi sul territorio. Chiaramente ogni fascia d'età ha le sue esigenze, anche quella dei pediatri è fondamentale. Comunque un accordo, dei passi avanti sono stati fatti, Sergo. In linea generale anche questo dato, questo sviluppo, come lo allora, commenti? Qualsiasi accordo che porti poi a dei servizi sul territorio va ben visto, e vista poi qual è la situazione anche del nostro territorio tante volte e come lo percepisce la popolazione, no? Con la mancanza di servizi, per cui sì, ben vengano aggiustamenti di questo tipo. Se ne cercano e se ne fanno anche spesso con i medici in medicina generale, no? Visti cioè, i tanti cittadini e paesi che non hanno un medico di medicina generale. Io abito a Tavagnacco, ce l'ho a Tricesimo mio, quindi sì, per dire che non è che siamo una di quelle periferie disperse, per cui figuratevi nelle altre zone della regione quale possa essere la situazione. Quindi ben venga questi accordi. Ora non conosco, tra virgolette, nel dettaglio se si poteva far prima, si poteva far meglio. Si è fatto, prendiamo atto e speriamo che questo porti a dei servizi, insomma, utili, perché sicuramente l'adolescenza, soprattutto dopo il Covid, ha bisogno di questo tipo di attenzioni, non solo, diciamo, quello che abbiamo sempre ritenuto e creduto, anche per quanto riguarda punti nascita e quant'altro, non è chiudendoli che si aumentano le nascite, non è lasciando magari reparti vuoti senza, tra virgolette, far nulla, perché le nascite ormai sono quelle che sono, che si risolvono i problemi, però sicuramente ci vuole un'attenzione. Poi anche per chi decide di avere dei figli ci vogliono i servizi adeguati sul territorio. Consigliere Morandini. Insomma, anch'io chiaramente guardo con favore questo tipo di accordo. Poi leggevo anch'io, mi pare, nei giorni scorsi, proprio vicino dove parlavano di questo accordo, che c'è anche, diciamo, si sta andando verso un importante accordo anche con i medici di medicina generale, che insomma sappiamo è uno dei problemi che ci sono per la mancanza, no? E bene il fatto anche che venga aumentata l'età dei bambini, che a questo punto diventano ragazze che possono usufruire del pediatra, anche perché così andiamo a diciamo così, a risolvere almeno anche se per una piccola parte il problema appunto di mancanza di medici di medicina generale. Il vero problema è che
ci sono meno bambini che nascono, e questo è il vero problema della nostra regione, che si sta cercando di diciamo così, fare qualcosa, fare il possibile per invertire questo trend. Chiaramente non è semplice, non è un problema che si può risolvere nel locale, non è un problema che per essere risolto, diciamo così, è un problema culturale che secondo me, che per essere risolto chiederà molto tempo, però insomma anche questo tipo di miglioramento dei servizi, appunto con l'accordo con questi professionisti, può in qualche modo, può essere la piccola goccia che va a implementare quello che è diciamo così, il percepito da parte della gente, che poi magari può, diciamo così, pensare a aumentare quello che è la natalità nella nostra regione. Andiamo anche a rivedere un servizio realizzato nel fine settimana dal nostro Federico De Ros riguardo al primo impianto uditivo avanzato in regione a Pordenone. Per la prima volta in regione all'ospedale di Pordenone è stato impiantato un orecchio bionico. L'intervento ha permesso a una donna di 48 anni residente in provincia di Udine di tornare a sentire dopo aver perso l'udito in modo profondo. Il dispositivo è tra i più moderni mai utilizzati in Italia. Oltre a restituire la capacità uditiva, è in grado di memorizzare i dati del paziente, così da mantenere le impostazioni personalizzate e garantire un ascolto immediato anche in caso di problemi futuri. Può essere aggiornato nel tempo senza bisogno di nuovi interventi ed è compatibile con la risonanza magnetica, utile per i controlli medici a lungo termine, un passo in avanti importante nella cura della sordità. Un'ulteriore notizia, insomma, positiva, un passo in avanti, è sempre bello anche rilanciare. Rimaniamo ancora sul tema dei servizi nel territorio, in particolare sul fronte del supporto psicologico, questo in relazione all'omicidio del 35enne Alessandro Vegner, che come sapete c'è stato a Gemona del Friuli. Oggi c'è un articolo del Messaggero Veneto, così intitolato "L'appello degli psicologi, mancano i consultori, avrebbero potuto forse intercettare il disagio", quello virgolettato comunque pone questa problematica. Il segretario del Sindacato Nazionale Unitario Jacob lancia l'allarme e afferma: nel territorio non ci sono sufficienti punti di ascolto e accoglienza. Andiamo a leggere qualche parola in più in merito al ruolo del servizio pubblico, stando alla valutazione del segretario del Sindacato degli Psicologi. Afferma: è sempre difficile intervenire su tragedie di questa portata, dove la paura ha oltrepassato ogni soglia di sopportazione e ha spinto verso l'irreparabile. È difficile parlare quando il dolore si è trasformato in violenza, quando la disperazione ha preso il posto della parola, dell'ascolto, del confronto. E se al sistema giudiziario spetta il compito di accertare i fatti, afferma il segretario del Sindacato degli Psicologi, valutare le responsabilità e dare risposte giuridiche, a noi resta un altro tipo di riflessione, più silenziosa ma non meno urgente, una riflessione che riguarda il senso di abbandono, la solitudine nella violenza, la mancanza di alternative percepite. Ci chiediamo, afferma appunto il segretario del Sindacato degli Psicologi, cosa succede quando la paura cresce nel vuoto senza un luogo in cui poter essere detta, quando insomma è in questi spazi vuoti che i servizi pubblici, dice, dovrebbero esserci, ed è proprio nei consultori, conclude Jacob, che un tempo si poteva accedere una luce, un luogo in cui parlare, chiedere aiuto. Ci sono varie sue riflessioni, il suo punto di vista, chiaramente vediamo qui con l'immagine di Ivan Jacob. Dice: chi conosce il territorio dell'Alto Friuli sa che i consultori familiari faticano ormai a esistere, progressivamente svuotati di personale, relegati in spazi marginali, sono stati ridotti a una funzione amministrativa, perdendo la loro capacità di ascolto e accoglienza. Riparto da lei, Sergo, cosa ne pensa di questa riflessione rilanciata dunque da Jacob? Allora, a parte la delicatezza di intervenire con dopo estrema quello che è rispetto e successo, delicatezza, perché poi sì, se no si rischia, come No, al non è solito, detto di che in essere questo accusati caso, di strumentalizzazioni o altro. No, assolutamente, Noi possiamo solo cogliere quello che è un appello di professionisti che, ora a prescindere dal caso specifico, che poi ovviamente avrebbe potuto rimanere condizionale, anche se avessimo avuto 10 consultori probabilmente sì, non sarebbero servite nulla. È vero che strutture di questo tipo mancano. Noi sono ormai anni che anche nel territorio di Trieste abbiamo segnalato alcune scelte anche della Giunta regionale
sulla riorganizzazione dei consultori, che per legge dovrebbero essere uno ogni 20.000, e quindi fate il calcolo di quanti ne dovremmo avere in una regione di 1.200.000 abitanti. Quindi sentire ovviamente dai professionisti stessi che qui c'è una mancanza dovrebbe portare poi a una presa di coscienza di questo. Ora, ripeto, sicuramente dire che avrebbe risolto vi faccio tutto commentare il caso specifico. non è diciamo il caso, però sicuramente servono a livello questi... di riflessione generale come sono anche cambiati, ma molto spesso ci si chiede anche quanto sono magari conosciuti, quanto ci sia vale di questi servizi. Anch'io diciamo Prego, così, insomma, penso che preferisco parlare eventualmente dell'argomento, ma slegato a quello che è successo, al dramma che è successo a Gemona del Friuli, anche perché è un dramma che incomprensibilità che secondo me, insomma, ecco, anche a me, diciamo, sono d'accordo sulla parte anche in cui Sergo dice che avrebbe potuto, secondo me, insomma, anche un po' fuori luogo, nel senso che insomma, è un caso talmente unico, certo, fortunatamente unico, e anche perché mi pare, almeno quello che ho letto, che comunque c'erano delle interlocuzioni con dei servizi psichiatrici, no? Almeno, però qui voglio, anche per il rispetto che ho per quello che è successo, insomma, o meglio, per le persone coinvolte, preferiscono, ecco, il momento del silenzio, il momento del silenzio. Detto questo, come negli altri settori della sanità, ci sono le riorganizzazioni sono necessarie, perché insomma abbiamo visto che c'è una difficoltà a reperire personale, c'è una difficoltà. Insomma, magari si rischia di trovare delle zone dove questi consultori sono vuoti di utenti, magari delle zone dove sono sovraccarichi, e chiaramente la risposta poi deve essere data. La sanità, l'amministrazione regionale, ma in questo caso parliamo della sanità, dei professionisti della sanità, cercano di appunto anche farli conoscere, pubblicizzarli, cercando di dare il servizio migliore possibile. Sicuramente sarà migliorabile, penso, insomma, ecco, che l'interlocuzione fra la sanità pubblica e il sindacato degli psicologi ci sia, ecco, insomma, secondo me, ecco, non è questo il momento, non era questo il momento di fare questo tipo di intervento. Allora, io parlerei adesso di questa bellissima immagine sul Giubileo dei Giovani, per parlare anche un po' di entusiasmo, di un'esperienza indimenticabile, come fatto presente in questa edizione riguardante anche Udine. Qua si parla dei ragazzi della parrocchia di Palmanova, poi abbiamo visto anche un'immagine relativa al Pordenonese, di alcuni di questi ragazzi che hanno partecipato a Tor Vergata, dunque al Giubileo dei Giovani. Vengono sottolineate anche nella stampa odierna le parole del Papa, che ha detto: un mondo di pace possibile, aspirate a cose grandi. E poi Leone XIV ha anche rivolto il ricordo, il pensiero, siamo con i ragazzi di Gaza, e Kiev ovviamente li ha ricordati, ma anche queste parole anche di fiducia nel futuro, malgrado un mondo così complesso al momento, caratterizzato da guerre. È giusto anche qui chiedervi un'opinione. Insomma, avete visto le migliaia di persone presenti, il futuro che è importante continuare a garantire anche a livello di prospettive, no? Di impegno e di fiducia in quelle che possono essere comunque le proprie possibilità, i propri contributi per un mondo migliore. Da chi riparto? Riparto da lei. È stata una scena molto bella, no? Ho visto le immagini in televisione, sui giornali, insomma, ho seguito, anche perché avevo delle persone, insomma, che conoscevo, che erano dei ragazzi che conoscevano, che erano lì. Ah, li ha sentiti? Cosa? Un grosso entusiasmo, un bellissimo ambiente. Sono un collaboratore del nostro gruppo, insomma, che aveva accompagnato alcuni ragazzi nella zona del Tricesimo, entusiasmo e momenti veramente belli, immagino. Momenti di speranza, come è stato detto, no? Vedere tutta questa gente, tutti questi ragazzi da tutto il mondo che sono venuti a Roma per dare un segnale, che è un chiaro segnale di speranza e di pace, fa, diciamo così, dà una speranza a noi tutti, no? Che non ci sono solo cose brutte nel mondo, che
dobbiamo tutti impegnarci perché queste diciamo così spariscano, però c'è una parte che secondo me è anche la parte preponderante della nostra gioventù, che è sana, che vuole crescere insieme, stare insieme e fare del bene e crearsi un futuro migliore. Quindi il nostro compito, penso che come amministratori, sia quello di cercare di fare il possibile perché questo si realizzi. Vediamo qua 2 testimonianze nel Messaggero Veneto, 2 protagoniste, 2 ragazze che hanno partecipato dunque a questo evento così importante, e in uno di questi titoli appunto viene fatto presente: zaino leggero e voglia di futuro, non è vero che i giovani al giorno d'oggi non hanno energie. Sergo, molto spesso ne parliamo anche qui, no? Come gli adulti puntano il dito sulle giovani generazioni, anche loro giustamente pretendono rispetto. Spesso ne parliamo, ma perché hanno talmente tanta energia che abbandonano questo paese. Questo è il dramma. Tante volte diciamo, noi non riusciamo a intercettare magari questa energia per farli rimanere qui e quindi creargli le condizioni per avere un futuro migliore qui. Diciamo che queste occasioni poi ci dovrebbero dare la speranza che grazie anche ai giovani, grazie ormai al modo di socializzare, di incontrarsi anche tramite internet, tramite la rete, dovrebbe farci capire che c'è la possibilità di avere un futuro migliore anche per quanto riguarda l'umanità e la pace. Quello che avviene ogni giorno nel nostro mondo ci dovrebbe dire che è il contrario. Quindi probabilmente è un problema, e speriamo che sia un problema generazionale, ovvero che il mondo d'oggi è ancora governato da gente nata un po' prima dell'accesso ai social, a internet e altro, e non a ragazzi del genere che appunto anche chi prende e decide di andare a vivere in determinati paesi, no? All'estero, fare una vita, lo fa perché sa che lì si può sentire sicuro, sa che lì può avere determinate relazioni. Ora, a prescindere dal caso nazionale, diciamo della fuga dei cervelli. E anche che culturalmente viene, comunque nella mente di un giovane adesso, viene preventivata un'esperienza probabilmente anche all'estero. No, certo, ma periodo, sicuramente che una volta ovviamente bisogna vedere come richiamarli. C'erano anche delle possibilità, infatti il problema era sostanzialmente quello di fare in modo che la formazione all'estero sia giustissima, però poi dovrebbero appunto essere spinti a tornare e a stare nel nostro paese, a far crescere il nostro paese, cosa che purtroppo non troppo spesso avviene. A proposito del nostro paese, giriamo pagina, ne abbiamo parlato in questi giorni, è importante continuare a parlarne, comunque anche in funzione dei titoli lo rifacciamo anche oggi. I passi avanti che vengono richiesti sul fronte dei diritti civili, abbiamo visto il caso di Martino Pelli, triestina, che alla fine è andata in Svizzera a cercare, a concretizzare questa morte, per cui invocava insomma la possibilità di poter avere suicidio assistito qui in Italia, un cambio di normativa. Abbiamo visto l'iter burocratico che non le ha permesso questo, e alla fine la scelta nei giorni scorsi di andare dunque in Svizzera. Martina è l'ultimo vocale all'amico sacerdote, il titolo sul Messaggero Veneto: dopo il grande viaggio adesso sono con Dio. Il messaggio postumo fatto recapitare dalla donna a Don Mercante, il Signore più grande di qualsiasi giudizio umano e religioso. Ci sono proprio le parole, anche il ricordo della donna e poi insomma la riflessione di Don Vincenzo Mercante, che è sacerdote, scrittore, saggista, amico di Martina. La ricorda, ha parlato quando ha ricevuto questo messaggio, è stato vicino per anni a Martino Pelli, 50enne, si ricorda, appunto malata di sclerosi multipla, sostenuta dai volontari dell'Associazione Soccorso Civile, che ha ricevuto giovedì in Svizzera il suicidio assistito che le era stato negato per 3 volte in Italia. Quella Martina, si spiega, non era un'assistenza spirituale rispetto alla figura di Don Vincenzo, ma un legame di amicizia profondo, anche il rapporto di Don Vincenzo era più grande di qualsiasi giudizio e Martina lo sapeva. Sulla sua scelta, afferma il sacerdote, io non posso esprimermi, certo mi aveva parlato più volte di questo viaggio ed ero consapevole di ciò che intendeva. Sono vicino anche ad altri 2 malati di sclerosi multipla e so bene che i dolori fisici e morali che si affrontano sono enormi, eppure posso assicurare che Martina ha sempre amato profondamente la vita. Così Don Vincenzo Mercante. Vediamo Martino Pelli con il compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso in questa immagine, che come Martina appunto aveva affrontato una malattia dura, terribile,
per me, dice ancora Don Vincenzo Mercante, sono momenti di grande dolore e il pensiero va a tutti coloro che si trovano in condizioni simili, e quindi tutti coloro che si trovano in condizioni simili chiedono un passo avanti al Parlamento per riuscire una volta per tutte a prendere comunque una decisione, se non nella direzione auspicata da loro stessi, comunque arrivare a una conclusione. Morandini, ripartiamo. Abbiamo chiesto, è una decisione che deve prendere il Governo nazionale, il Parlamento. L'abbiamo detto anche nel momento in cui abbiamo rimandato certi tipi di interventi fatti o certe proposte di legge che secondo noi è giusto che siano scelte che vengano prese a livello nazionale, no? Io ho profondo rispetto per i casi come quelli che abbiamo letto, e insomma anche sono state molto belle le parole che dette anche da una parte che evidentemente non è d'accordo su questo tipo di questo, chiamiamolo così, suicidio assistito. Io continuo a essere convinto che il Parlamento in un senso o nell'altro debba dare una normativa e permettere poi di non dover legiferare tutte le regioni in modi diversi. Poi, insomma, sappiamo che c'è stata una sentenza, sappiamo che anche in Regione Friuli Venezia Giulia ci sono stati dei casi appunto di diciamo così, chiamiamolo suicidio assistito, chiamiamolo, però sono stati fatti, diciamo così, per appunto motivi che derivano da sentenze e non da una legge che insomma è giusto che il Parlamento italiano si prenda il dovere di fare. Stavo cercando alcune delle parole espresse in un video proprio diffuso poco dopo la morte appunto di Martino Oppelli. Una sintesi era questa, anche in base a un titolo recente: adesso mettetevi nei nostri panni e fate una legge che abbia un senso, se non proprio tutte le richieste magari inviate con le proposte di legge in Parlamento, trovare una legge che abbia un senso. Restino da parte delle diatribe politiche, non discriminate nessuno, ha detto Martino Oppelli. È evidente che non sia facile fare una legge del genere, perché il problema non è nato ieri, l'altro ieri, ma ci sono stati governi e parlamenti con tutte le maggioranze, tutti i colori possibili, e non è ancora stata fatta. È evidente che ci siano delle diversità di vedute, però insomma è giusto trovare una sintesi e avere il coraggio di andare avanti. Anche questo è chiaramente una tematica delicatissima, Sergo. No, sicuramente, che richiede rispetto, ma insomma richiede anche un'accelerazione dei tempi. Sicuramente, ma ripeto, richiede più che altro il coraggio di legiferare che c'è stato in Italia nel momento in cui si sono introdotte ovviamente leggi importanti, come mi viene da pensare quella dell'aborto e quella del divorzio, perché anche in quei casi c'era una gran parte ovviamente dell'opinione, diciamo, pubblica, per non dire cattolica, ma che era ovviamente contrario a due leggi per determinati motivi religiosi, e qui siamo di fronte allo stesso caso, perché non c'è altra spiegazione di bloccare quella che è una richiesta che ormai è forte e chiara. In Regione spesso e volentieri si sono portate mozioni, proposte di legge anche o regionali o nazionali per cercare di risolvere, diciamo, questa situazione, o quantomeno per cercare di sensibilizzare poi il governo e far capire che c'è necessità di un intervento del genere, anche perché come a tantissimi altri casi, no, di gente che per far nascere figli deve andare in Spagna e Comunità Europea. Allora, quando vogliamo siamo tutti europei, quando non vogliamo diventiamo tutti italiani, ci chiudiamo nel nostro paese. Ci vuole, ripeto, anche il coraggio di legiferare. Evidentemente, come diceva il consigliere prima, questo coraggio è venuto a mancare anche in altri momenti del passato, di altri governi, e speriamo che adesso ci sia la volontà di fare una legge seria. Proposte ce ne sono tante, basta scegliere ovviamente la migliore, il miglior compromesso possibile, anche se sinceramente di compromessi in questi casi non vedo quali possono essere. Mi sembra anche che il ruolo della scelte sanità pubblica chiare... in questo, no? O del privato, che è una delle questioni un pochino più mi auguro spinose. che appunto, se c'è una legge nazionale, ovviamente poi la scelta venga
cioè la scelta del percorso venga lasciato in ambito pubblico, perché sì, questo è sicuramente, perché sennò appunto sarebbe come uno è costretto ad andare in Svizzera o è costretto ad andare in Spagna, poi lo costringiamo ad andare al privato, sarebbe una cosa ipocrita e basta. Su questo la vedevo annuire Morandini. No, beh, insomma, sul fatto, insomma, l'importante poi è la legge, poi anch'io sono convinto che sono, diciamo così, temi talmente delicati che forse è il caso che rimangano a palazzo del pubblico. Poi ha parlato anche di comunità europea, abbiamo una comunità europea che emana regolamenti si dice ridendo e scherzando sulle misure degli ortaggi, forse anche lì magari un ragionamento fatto più ampio di una diciamo di una chiamiamola omogeneità anche in temi così importanti quali sono appunto temi come il suicidio assistito o altri temi diciamo di carattere che hanno una grossa importanza anche dal punto di vista etico. Non sarebbe male ci fosse anche da parte dell'Europa diciamo così, un'omogeneità nelle scelte per non poi creare queste forme di turismo, chiamiamole così, turismo è una parola brutta, di spostamenti per morire. Penso sia già da qualcuno che fa una scelta del genere, insomma, è una scelta dura, se deve anche spostarsi, perché penso non sia edificante, quindi penso che anche se la Svizzera non è nell'Unione Europea, quindi questo in qualunque caso non cambierebbe, sì. Però penso che anche sarebbe auspicabile che anche la comunità europea, che magari è molto precisa su certi tipi di argomenti che magari sono di primaria, di minore importanza, e anzi magari vengono visti come degli ostacoli, magari potrebbe impegnarsi di più anche in questo tipo di interventi. Allora, è arrivato il momento della nuova pausa pubblicitaria, poi concentreremo il nostro sguardo in particolare sul territorio udinese. A tra pochissimo. Ultima parte di Sveglia Friuli, sempre in compagnia di Edi Morandini, consigliere regionale del gruppo Fedriga Presidente, e di Cristian Sergo, coordinatore per il territorio provinciale udinese del Movimento 5 Stelle. Allora, veniamo adesso a Udine attraverso le pagine del Messaggero Veneto. In primo piano il cicloturismo e la Supercoppa europea che trainano l'estate di bar e alberghi. Aumentano gli arrivi in città, scrive il Messaggero Veneto, specialmente dall'Austria. Si parla di dati positivi in molti comparti, meno tra i commercianti. In bici, in corriera, dall'Austria certo, ma non solo, scrive Simone Narduzzi. Giungono da ogni luogo e con mezzi su 2 o più ruote i turisti che da settimana punteggiano le vie del centro popolando gli alberghi, ma anche in bar, con piazza San Giacomo degna cartolina da centro di villeggiatura estiva, meno forse i negozi. Qua si parla di un bilancio al momento positivo a ogni modo del riscontro relativo al flusso di arrivi fatto registrare finora. Ci sono ovviamente varie riflessioni. Leggermente in calo i numeri raccolti in termini di presenze delle strutture ricettive cittadine. Ci sono varie informazioni. Voi che percezione avete in particolare del turismo in centro città o comunque, non so se vi siete spostati? Parto da lei, Sergo. Ma chiaro, senza dati. È sempre difficile avere, senza appunto, dati, perché poi alla fine i dati sono quelli che parlano, ma soprattutto i commenti degli operatori sono quelli che parlano, perché sì, vedere tanti turisti in bicicletta sì, può essere un segnale, poi lento. Alla fine conta quello che poi dicono gli operatori, ovvero se sta andando meglio o peggio dell'altro anno, se hanno avuto più richieste o più clienti. Questo purtroppo solo loro lo sanno, anche se non sempre lo direbbero, perché sempre si tende ad abbassare quelle che sono le aspettative o i casi reali. Però diciamo che c'è sicuramente un problema anche legato al tempo, nel senso che non sta aiutando neanche da questo punto di vista il fatto che, non dico che piove ogni giorno, ma ormai speriamo che si stabilizzi magari per tutto il mese di agosto, perché quello può essere un tema, però è un tema per quel tipo di turismo, come si dice, mordi e fuggi, nel senso che uno che decide
di stare 1 o 2 giorni può farlo in base al meteo, chi invece pianifica per tempo e dice prendo 1 o 2 settimane anche le nostre località balneari, è ovvio che non lo fa basandosi sul meteo degli ultimi giorni, ma lo pianifica ben prima, per cui i dati possono essere quelli legati poi saranno analizzati al alle termine di tutta la prenotazioni degli stagione. ombrelloni, a tutto quello che abbiamo. Poi uno dovrebbe capire se abbiamo abbastanza ombrelloni per i turisti o se sarebbero pieni comunque, però poi ci manca un bel po' di presenza, e questo, come detto, lo vedremo. Sicuramente è importante e molti sforzi sono stati fatti per il cicloturismo, molte cose ancora si potrebbero fare anche con l'integrazione tra i vari mezzi di trasporto, no? Biciclette, treni, corriere, come si diceva, per aiutare questo tipo di turismo, che sicuramente ha una sua risposta e può essere anche un'ottima soluzione appunto per molti operatori del nostro settore. Poi, ripeto, lì si parlava di commercianti che si lamentano, e questo è un altro tema, ma ripeto, è legato molto anche alla situazione non solo degli stranieri, ma situazione economica in generale. Qua si parla che filtra un certo malcontento da parte dei commercianti, stando a questo articolo, no? Poi anche gli acquisti, le tipologie, le categorie anche di prodotti, chiaramente. Sì, io poi dico però sempre, come si è accennato prima a Piazza San Giacomo, no? Quindi è come far capire che Piazza San Giacomo è ambita e ovviamente ci va molta gente. Piazza San Giacomo è in ZTL, lo vorrei ricordare a tanti, perché come tanti vanno in Piazza San Giacomo a bere o magari prendersi una bibita rinfrescante, possono andare tranquillamente nelle vie limitrofe del centro a fare shopping, questo sempre per riprendere la famosa polemica, no, contro la ZTL, che si fa spesso e volentieri, che è del tutto strumentale, come attestazioni anche di questo tipo dimostrano. Replica, iniziamo innanzitutto da quest'ultimo aspetto. Allora, Piazza San Giacomo ZTL è da un pezzo, no? E quindi penso nessuno, non era Piazza San Giacomo il problema. Il problema della ZTL, dell'ampliamento della ZTL, secondo me non è l'ampliamento della ZTL in sé, sul quale io non ho grosse contrarietà, ma sul fatto che sono stati tolti, per ampliarla, perché è normale, dei parcheggi senza avere subito una soluzione. Secondo me prima si doveva trovare la soluzione, quindi sistemare i parcheggi, lavori che mi pare che anche poi verranno fatti o sono già stati fatti, e poi fare la ZTL. Quello lì secondo me è il problema di tempistica più che di idea di ZTL in se stessa. Però io ero a Udine, ho fatto un giro la scorsa settimana, se non mi ricordo se giovedì o venerdì, ho parlato con un paio di esercenti, quindi commercianti, diciamo, dell'ambito ristorazione e bar, e dicevano che ci sono gli stranieri che stanno tenendo su, che anche insomma spendevano qualcosa, insomma non stavano proprio attentissimi a tutto, ecco, e quindi consumavano, e questa era la parte positiva, e diciamo così, e questo penso sia positivo, no? Ci sono numerosi eventi in questo momento che stanno facendo a Udine, ma un po' in tutta la Friuli Venezia Giulia, che ci auguriamo portino e continuino a portare molte persone sul nostro territorio, che diano appunto la possibilità anche ai nostri commercianti di poter lavorare, di poter fare affari, di poter continuare a sopravvivere. Anche le riflessioni rispetto al turismo lento e anche a questo cicloturismo, su cui la Regione sta puntando anche dal punto di vista delle infrastrutture. Stiamo puntando molto, si sta sviluppando molto, insomma chiaramente è un trend in crescita, ma non solo in Friuli Venezia Giulia, ma dappertutto, perché è un tipo di turismo che piace, si sta continuando e sicuramente si potrà fare ancora di più. È chiaro che questo tipo di turismo, se non altro per un problema dal punto di vista logistico, meramente logistico, è difficile che chi arriva in bicicletta si fermi ad acquistare un vestito, piuttosto che loro è un tipo di turismo che consuma nei bar, nei ristoranti, di turismo magari fa una notte in differente. albergo, però è una tipologia di turismo che purtroppo è difficile che faccia altri tipi di acquisti, perché per una mera diciamo così fatto logistico. Poi speriamo insomma che anche
appunto il clima non ha aiutato, questo mese non ha aiutato al mare, non ha aiutato da nessuna parte. Speriamo che ci sia una stabilizzazione, magari anche che, come è successo anche negli ultimi anni, si prolunghi un po' la stagione fino a settembre, anche all'inizio di ottobre, col bel tempo. Quello sicuramente potrebbe aiutare a aumentare le presenze, che comunque sono in aumento. Penso che l'amministrazione regionale stia facendo gli sforzi importanti, e penso che sia giusto che vengano fatti, e penso che sia giusto che si continuino a fare, e speriamo che questo trend aumenti. Per quanto riguarda anche i percorsi, insomma, una visibilità è stata data di recente anche dal concerto di Giovanotti e Laghi di Fusine, l'arrivo in bicicletta al suo percorso da Cortona al territorio regionale, anche questo è stato... Avete partecipato voi a questo concerto? Nessuno dei due? No, andiamo in bici. Però anche la visibilità la visibilità in termini anche delle strutture per arrivare a Laghi di Fusine. Sì, è stato, insomma, mi pare che anche nella nostra montagna ci sia anche in questo periodo, pur con purtroppo delle giornate non diciamo così indicate per fare turismo estivo in montagna, ci siano comunque grosse presenze. Anche al mare, questo weekend a Lignano, insomma, è chiaro, c'era brutto tempo, quindi in spiaggia non c'era tantissima gente, però poi la sera nella via centrale il movimento c'era, e niente, speriamo che appunto agosto dia questa accelerata che serve, perché insomma il turismo per la nostra regione, anche dal punto di vista economico, è molto importante. Allora, stavamo poco fa parlando di Piazza San Giacomo, vi riporto a un confronto sulla riqualificazione a questo punto anche di Piazza Garibaldi. È stato presentato recentemente per la prima volta alla cittadinanza il progetto di fattibilità tecnico-economica di quest'area, è un'area volta a diventare più verde, con la valorizzazione del carattere monumentale, come ha spiegato Palazzo Daronco, e che comporterà anche, insomma, una pedonizzazione ancora più completa. Insomma, ci saranno gli stalli per il carico e scarico e per i servizi che saranno ricavati da interventi successivi lungo la strada, e comunque la viabilità rimarrà a doppio senso, con la possibilità del passaggio degli autobus. Ci saranno la rimozione delle barriere architettoniche, nuovi attraversamenti pedonali, ma il problema principale sentito dalla popolazione, in diverse interviste c'è chi ha accolto positivamente la maggiore presenza di verde, così l'aspetto più critico è quello anche dell'eliminazione anche di pochissimi adesso parcheggi dunque rimasti. Già aveva creato molte polemiche l'eliminazione dei parcheggi, insomma, disponibili nella piazza e ritenuti da molti genitori anche importanti per poter accedere, andare a portare i bambini a scuola e andarli a ritirare, insomma ne abbiamo già parlato ampie volte. Allora vorrei ritornare su questo argomento risentendo un servizio che è andato in onda nel fine settimana con i commenti di alcuni abitanti in città, nel territorio comunale, rispetto a questa riqualificazione. Sentiamo. Che idea si è fatta del progetto, favorevole o contraria? Io penso solo che bisogna vedere quando sono finiti i lavori, perché prima non si può dire, perché anche con il rendering non è che si veda molto. Il beneficio del dubbio? Esatto, beneficio del dubbio. Deprime il centro storico, c'è stata anche una protesta dei negozianti alla quale io mi unisco. L'aspetto più critico a suo avviso? La desertificazione del centro storico. E poi tante persone che qui abitano non hanno i garage e quindi non sanno dove mettere la macchina. In centro è sempre più difficile trovare posteggio, quindi quello è un po' negativo, però sicuramente la riqualificazione con più aree verdi è una cosa sempre positiva secondo me. Ci sono 3 centri acustici qua. Lei lavora qui appunto in uno di questi? Ho uno di questi, quindi se siamo in 3, pensi un po' quanti anziani. E loro devono fare 200 metri oppure devono andare al tribunale e non vengono più qua, cioè nel senso ha anche un po' fatto un danno al commercio rispetto anche a Piazza 20 Settembre, quindi anche quella là adesso è ZDL, nel senso vedo che prima si lavorava tanto, adesso molti locali hanno chiuso, prima bisogna risolvere il parcheggio, poi bisogna pensare a altre cose molto belle, ma come vediamo qua non c'è nessuno, quindi o se no si potrebbe chiudere alla scuola, riapriamo la piazza da giugno, luglio, agosto, per far rimuovere la situazione. A settembre, quando riaprono le scuole,
Cioè, facciamo qualcosa di logico. Più pedonalizzazione c'è in linea con le altre città europee che vanno in questa direzione, diciamo che sono assolutamente favorevoli. I parcheggi non sono un problema per lei? No, come vede sono in bicicletta, non abito qui vicino perché abito a Udine Nord, quindi se devo venire in centro uso la bicicletta e altrimenti ci sono dei parcheggi coperti, quello di Piazza Primo Maggio, altri mi sembrano sufficienti. Sicuramente il tema dei parcheggi è uno dei più sentiti, Sergo. Sì, vabbè, siamo il 4 di agosto, per cui non fa testo, però io ricordo sempre che a 50 metri da lì ci sono almeno 3 strutture, Andreuzzi è libero con 66 posti, il Magrini ne ha 179, il Tribunale ne ha 55 e Venerio 75. Siamo il 4 di agosto, quindi città completamente magari in ferie, diciamo così, poi sì, c'è ovviamente ancora chi lavora e chi decide di seguire. Questo dei parcheggi è diciamo un problema annale, oggi il consigliere Morandini ha ripetuto tante volte che c'è un problema culturale, no? E avete visto prima la signora e avete detto ma per lei non è un problema, no, vengo in bici. È chiaro che ci sono poi situazioni magari di persone che non possono neanche circolare in bicicletta, che avrebbero bisogno di altri tipi di servizi. Io credo che quando si interviene su, l'ho sempre detto, io ero uno dei primi che ribadiva anche agli inizi di questa querela, no, tra l'assessore Malchiolo, i commercianti e quant'altro, si poteva intervenire diciamo con tempistiche diverse sicuramente, però qui siamo a un dibattito che va avanti ormai da 2 anni, cioè ci sono stati incontri, ci sono state decisioni, si è dato ascolto, si è cercato di pianificare anche questo tipo di intervento, per cui non è che è calato dall'alto così, senza una riflessione. Si sta lavorando ovviamente per trovare altre soluzioni legate ai parcheggi, però quello diciamo che continuerei a consigliare a questa giunta è di intervenire sui servizi alternativi, cioè alla macchina, quindi potenziare il trasporto pubblico locale laddove si può. Poi abbiamo il problema che arriva a Udine e non trova gli autisti con cui fare questo tipo di interventi. Ci sono tanti problemi e ovviamente vanno risolti, perché se vogliamo andare in una determinata direzione non lo possiamo fare lavorando solo su un aspetto, ma come vede poi ci sono tante cose che non vanno. Una di queste sicuramente è cercare di far capire ai cittadini, almeno a quelli che possono, che parcheggiare a 50 metri di distanza non è un delitto. Si può fare, è previsto dalla Costituzione, si può fare, si parcheggia, chi può va. Per quelli che non possono bisogna ovviamente attivare dei servizi. Si parla di bambini a scuola, come detto prima, Tribunale, Venerio, ci sono determinati parcheggi dove si potrebbero trovare delle soluzioni per fare quelli che si chiamano poi i bus, aiutami, quelli per i pedibus per i bambini, no? Noi lo chiedevamo già 7-8 anni fa, ancora con le precedenti giunte, quindi non è un problema centrodestra, sinistra, eccetera, di attivare questo tipo di servizi nelle nostre scuole, no? Che potrebbero essere molto utili non solo in questo caso dove si arriva in centro, ma anche in altre istituzioni scolastiche dove c'è il problema magari di essere vicino a vie troppo trafficate, problemi di sicurezza per i bambini, eccetera. Attivare servizi del genere permetterebbe magari anche ai genitori di lasciare i propri bambini in sicurezza in una determinata area, qualcuno li accompagna a scuola a piedi. Io capisco, sì, se piove è un problema, ma il problema della pioggia ci sarà sempre, anche se trovi il parcheggio in piazza Garibaldi, devi fare 30 metri, sotto il diluvio ti bagni. Bisogna trovare ovviamente delle soluzioni, ma ripeto, più che altro spesso e volentieri è un problema culturale di voler tutto subito, e tutto subito a volte non si può avere. Cosa ne pensa, consigliere? Tornando al discorso lì di piazza Garibaldi, allora, partendo dal fatto che una riqualificazione di una zona del centro per me è sempre positiva, è positiva, non sempre, e anche l'aumento di aree verdi è positivo. Io contesto il fatto di averlo fatto lì e di averlo fatto adesso.
nel senso che secondo me Piazza Garibaldi è una zona, lo dico da utente che comunque a Udine ci arriva in macchina, anche se da Reale abbiamo una pista ciclabile, ma in bicicletta non vengo. Comunque io di solito vado a cercare anche quelle che sono le strutture, ma mi è capitato molte volte di non trovare appunto l'opportunità di parcheggiare. È una zona che diciamo che è nella cintura subito fuori a quello che è il centro, quindi secondo me poteva tranquillamente rimanere un parcheggio, magari riorganizzato, magari messo un po' a posto, magari fatto un parcheggio anche a pagamento, magari poteva diventare un parcheggio di quelli ci sono nelle grosse città, no? Sono parcheggi che costano molto, che servono, diciamo, alle persone che devono fare qualcosa di urgente e tornare subito via perché poi costa, magari poteva essere un polmone per questo tipo di parcheggio. Oppure benissimo la riqualificazione di Piazza Garibaldi nel momento in cui ho una serie di parcheggi, una serie di mobilità dove insomma tutti stiamo lavorando per cercare di migliorarla, ma sappiamo che non è facile. È stato detto, non è neanche una questione solo di colore politico, è una questione che non è facile, è vero, anche una questione culturale, perché noi siamo abituati a muoverci in macchina dappertutto, io sono il primo a dire questo, però allora nel momento in cui poi questi problemi sono risolti, secondo me poteva essere uno step successivo eventualmente la riqualificazione di Piazza Garibaldi. In questo momento secondo me è stato un errore, però insomma poi vedremo, se mi sarò sbagliato sarò il primo ad ammetterlo. No, c'è un tema che è stato sottolineato da uno dei cittadini intervenuti, è quello di chi abita lì, non ha un parcheggio, non ha un garage, quindi poteva essere abituato magari a parcheggiare nelle zone blu che dopo una certa ora sono gratis, fino a una certa ora. Sì, vero, però se i cittadini che abitano lì parcheggiano nelle zone blu, no? Diciamo gratis come era fino adesso, poi ci lamentiamo che chi viene la sera e vuole mangiare o andare al cinema, che non c'è più, ma quasi, in città, no? Non ha parcheggio. Se le zone blu sono tutte prese dai cittadini, allora c'è un cortocircuito. Lì si poteva probabilmente lavorare anche con le strutture, le nostre SSM, fare in modo che chi ha diciamo una necessità di questo tipo, laddove ormai ci sono anche gli abbonamenti, no? Perché in genere chi ha la casa si fa l'abbonamento nell'SSM per parcheggiare anche durante il giorno, non solo la sera, magari trovare una soluzione, ecco, ripeto, una convenzione. Per quello dicevo prima, bisogna lavorare sui servizi alternativi, questo poteva essere per dare una risposta a queste persone, per evitare poi che si crei il problema che c'è anche da altre parti. Basti pensare al parcheggio dell'ospedale, no? Cioè a pagamento, è una cosa orribile se ci pensate, uno deve andare a trovare un parente, deve pagare, no? Però se non paghi poi ci parcheggiano quelli che abitano lì e la gente che deve venire non trova più parcheggio, è un problema effettivamente. Però si possono trovare sicuramente, in Piazza Garibaldi, trovare delle soluzioni. al di là poi del parcheggio, in cui è stata richiamata anche una riflessione rispetto alla sicurezza anche dei bambini, la sicurezza però un altro aspetto riguarderà come sarà animata anche questo spazio, questa piazza in un futuro, come eventi, per non lasciarla vuota, appunto, deserta. Anche perché poi sarà importante appunto che venga vissuta, anche perché poi potrebbero anche venire, diciamo, nascere dei problemi di sicurezza, nascere dei problemi di poca manutenzione, perché insomma comunque una soluzione, penso che chi l'ha pensata e chi la porti avanti abbia già in mente quello che deve fare, perché insomma sennò sarebbe ancora peggio. Vi tengo allora gli ultimi 5 minuti, visto che siete a disposizione fino anche al termine della rassegna, per parlare anche del futuro di Borgo Stazione. Abbiamo visto le risorse che sono arrivate anche con l'ultima manovra dalla Regione, 10 milioni di euro con la Regione
che vuole incentivare un partenariato pubblico-privato. 18 milioni di euro erano stati richiesti per la riqualificazione da Palazzo d'Aronco, 10 milioni quindi appunto attribuiti sulla base anche di questa volontà di incentivare questo tipo di collaborazione. Riparto da lei su questo. Allora, io sono favorevole ai partenariati pubblico-privati, i famosi PPP, perché comunque quando, specialmente dove devono essere fatte delle riqualificazioni, l'intervento del privato va a garantire una continuità poi quindi di utilizzo, manutenzione, chiaramente perché il privato deve, ed è giusto che sia così, avere insomma un proprio profitto, e quindi è giusto che faccia questo tipo, ha tutto l'interesse a mantenere attiva e in ottimo stato e fruibile, al massimo fruibile, quella zona, nel qual caso il parcheggio, e quindi insomma ritengo che sia lo strumento migliore, ove possibile, e lì secondo me è possibile, per riqualificare una zona. Questo va diciamo così, a certificare quella che è poi stata l'attenzione da parte dell'amministrazione regionale nei confronti di Udine. Sono convinto che è una sfida da portare avanti tutti assieme, e sono convinto che possa avere successo e possa portare, diciamo così, un miglioramento di una zona che insomma negli ultimi anni ha un po' sofferto. Ricordiamo la sua posizione in merito anche a queste ultime risorse che sono state confermate quindi per il territorio, Sergo? No, sicuramente laddove c'è una richiesta di una comunità, perché in questo caso è il Comune di Udine che ha richiesto di intervenire e di portare avanti questo progetto, ben venga che diciamo, la richiesta venga accolta e quindi si diano poi soddisfazioni con stanziamenti di soldi. Io non lo so se il consigliere conosce già i termini del partenariato pubblico-privato, se li conosci poi... dico, se li conosci già in generale, perché non è questione di essere favorevoli o contrari a quello che è il partenariato, o quello che una volta si chiamava project financing, esatto, che faceva più paura per altri motivi, però è la stessa cosa. Quindi questo tipo di interventi, diciamo, devono essere utili alle amministrazioni laddove il privato, diciamo, soddisfa alcune esigenze che le amministrazioni non possono anche dal punto di vista economico mettere in essere. In questo caso io vedo già che ci sono 10 milioni, mi pare sono stati stanziati settimana scorsa, 2 erano stati stanziati l'anno scorso per i progetti. E quindi vorrei capire poi perché per fare quello che dovrà fare il privato non lo poteva fare direttamente il pubblico. È un po' la stessa cosa che abbiamo sollevato circa 8-9 anni fa con l'impianto biometano della NET in via Gonars. Quell'impianto deve ancora partire, sono passati 9 anni. Ecco, e io aspetto che gli 8 milioni di euro che ha messo la NET all'epoca servono a qualcosa e non solo a qualcuno, perché quello poi è la cosa principale. Comunque attendiamo sicuramente la riqualificazione, io sono sempre favorevole alle riqualificazioni. Poi quella è un'area veramente da cui si chiede da tempo un ulteriore miglioramento. Abbiamo visto anche il progetto, insomma la questione relativa all'aumento anche dei parcheggi nell'area. Credo che tutti gli udinesi si siano accorti che noi abbiamo una città ferma a 30 anni fa, questo è il problema. Quindi qualsiasi miglioria si possa fare per migliorare le condizioni di vita anche appunto di chi è in determinati quartieri, e ripeto, ci sono anche quartieri periferici che avrebbero bisogno di altrettanti interventi di riqualificazione molto importanti, sono utili. Il focus è: usiamo soldi pubblici, ok, però facciamo in modo che poi a guadagnarci siano i privati che il pubblico, perché i privati ci guadagnano già con la costruzione di determinate opere. Chiudiamo con un'ultima riflessione, anche riguardante all'impegno, insomma quanto è importante il contributo di ogni singolo cittadino
al mantenimento anche del decoro in città attraverso questo articolo sempre del Messaggero Veneto intitolato Erba alta, treni e inciviltà, dall'attesa per gli sfalci all'ennesima ambulanza ferma al passaggio a livello, protesta per le condizioni in cui versano via Cormor e via Orologio, l'associazione Plasticovere che afferma i nostri cartelli sono stati danneggiati, qui si senso anche del decoro e dell'importanza del contributo di tutto, questo penso sia l'accordo bipartisan, no? Con cui concludiamo magari questa nostra diretta. Io sono sempre stato favorevole a anche responsabilizzare comunque i cittadini per il decoro, non so, limitatamente. Io, insomma, a casa mia hanno sempre insegnato, ancora molto prima anche che fossi amministratore comunale, che di fronte a casa c'era una piccola aiuola e quando tagliavo l'erba del giardino, tagliavo anche l'erba dell'aiuola, penso sia, dovrebbe essere la normalità. E non è facile, non tutti la pensano così, però ci sono Sì, in questo caso specifico non so per l'erba alta di chi sia competenza. Anche lì le nuove generazioni, devo dire, ci sono nuove generazioni che si danno molto da fare su questo, no? Vengono organizzate queste battute di raccolta delle plastiche, dei rifiuti per le strade, ma insomma anche nella mia zona c'è un ragazzo che quando va a camminare poi mette tutto nei sacchetti e poi appende giustamente i sacchetti perché vengono visti e poi qualcuno recupera e prende tutto quello che quello che trova in giro. Anche questa volta magari le nuove generazioni ci insegneranno ancora quello che dovremmo fare anche noi. È vero, l'ho visto anch'io all'opera, è vero. Ultima battuta lei, Sergo, su questo? Sicuramente giustissime le segnalazioni, poi come si diceva magari a volte è meglio mettersi proprio e poi protestare, cioè intanto risolve il problema. Aiutare a contribuire a risolvere. Sì, ma qua pare abbastanza però rilevante, nel senso che col contributo del singolo lì si parla anche danneggiamenti. Di ambulanze ferme ai passaggi a livello, no? Ecco, quello è un altro discorso perché quello è il famoso nodo di Udine, noi siamo intervenuti anche una settimana fa con un emendamento per chiedere di stanziare sul 1.200 milioni di euro a disposizione della Regione soldi da anticipare a RFI che ci sarebbero stati tornati indietro per risolvere anche quel problema lì. È stato bocciato l'emendamento, evidentemente sì, qualcuno avrà avuto le sue motivazioni, però ripeto, quello è un problema serio, cioè vedere un'ambulanza ferma a un passaggio a livello nel 2025 credo che dovrebbe farci riflettere più di un albero in più o in meno in Piazza Garibaldi o della pedonalizzazione di quella città, però evidentemente si sposta l'attenzione su altro e non sui problemi. Torneremo a parlare anche di questo con maggior tempo, adesso l'abbiamo esaurito. Certo. Allora grazie Cristian Sergo.